destination unknown, known, 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 known. Often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you I have speed beyond measure. Then I can grant you the might to overpower any foe. Would you be wise? Then come closer and I will unlock your inner cunning. What does a hero truly need? That is for you to decide. Ciao a tutti Piaderoli e ben ritrovati con un nuovo video di Dota 2. Era una vita che lo volevo fare ma non ho mai trovato tempo di farlo. Allora, è un gameplay questo in flash tipo quel video che ho fatto con il Juggernaut. È una partita un po' a spezzettoni dove faccio vedere i momenti salienti, diciamo, del game. Avviso che non era una partita di alto livello, era una pubblica, ero da solo con un mio amico, usavo il Timbersaw come potete vedere dal titolo, e praticamente contro avevamo gente che non era fortissima, avevamo un Mippo che era contro che era molto scarso e altri che non erano un granché, però comunque è un gameplay carino da vedere quello del Timbersaw e ve l'ho proposto, ma non è per vantarmi o per dire io sono pro e altri fanno cagare, quindi non travisate. Allora, per quanto riguarda il personaggio, il Timbersaw a me piace molto, è un personaggio secondo me molto forte nell'early game e nel mid game, ha quasi tutte skill che fanno danno puro, il gancio, l'ultimate e la prima skill che è la Q fa danno puro se nella rotazione prende un albero. Per cui se usata bene potete fare 3 skill da danno puro, quindi molto efficace contro personaggi tank che hanno molta armatura, o personaggi come magari Luscar che quando va con vita bassa ha una resistenza magica paurosa, voi col vostro danno puro lo riuscite a strenare, insomma. Così come tutti i vari personaggi come Riki, comunque quelli dell'agilità che vanno su molto di armatura andando avanti potenziando la loro agilità, come ben sapete, e quant'altro. È un personaggio con armatura bassa, quindi non gli piacciono molto contro personaggi come tipo lo Shadow Fiend, come comunque personaggi che diciamo arrivano ad avere attacchi alti, perché sì, ha una passiva che ogni volta che prende un colpo gli aumenta l'armatura di 1, e però parte da un'armatura di 3, se con 3 colpi mi togli praticamente tutta la vita non fa in tempo l'armatura a salirmi, per cui soffre molto che quel tipo di personaggi lì, la Templar Assassin, anche quelli che tolgono l'armatura, già ne ha poca, prendono un fottio di danni. Poi soprattutto però comunque io quando vedo così mi compro un bello scettro fantasma che divento etereo e non posso essere attaccato, intanto fuggo col rampino. Però bene o male è un personaggio molto divertente da utilizzare e vi divertirete lo stesso anche in una partita che non c'è molto da fare. Come oggetti in genere parto subito di arcani, di stivali arcani che mi dà mana in più e mi dà del mana in più come numero e anche mana ogni 50 passa secondi mi sembra, cosa che è molto utile per lui perché è un personaggio combo come lo Storm Spirit per dire, e ha bisogno sempre di mana. Mi faccio la bacchetta magica perché anche quello è ti aumenta matter, ti dà mana e ti dà un pelo di statistiche, costa poco, ti dà anche della vita nelle fughe, e poi vado direttamente di Diaspora Sanguigno.
per lui è fondamentale. Sei sempre in mezzo al combattimento, fai delle kill, le cariche vanno su a manetta e quindi ti dà una rigenerazione di mana tale da non avere più problemi di mana, e anche rigenerazione della vita, ti dà vita in più, mana in più e quant'altro. È un oggetto secondo me fondamentale. E poi dipende un po' dal game. In genere mi faccio anche il pugnale del baleno, perché comunque ti aiuta a spostarti, fare le varie skill anche se non c'è necessariamente un albero, quindi comunque ti dà un po' un pelo più di strategia in più con quel personaggio, come vedrete poi dopo dal gameplay. E poi dopo mi faccio o lo scettro fantasma se ci sono molti corpo a corpo e vedo che mi sdrenano di botte, o se no vado direttamente di Shiva, anche quella quando ci sono molti corpo a corpo, e rallenta soprattutto, e stivali del viaggiatore, perché gli stivali arcani prima li scomponete per comporre gli aspro sanguigni, non fate la cappella di comprare due di quei globi blu del mana. Se voi avete già gli arcani, scomponete gli arcani, poi vi fate il diaspro sanguigno, e le scarpone che vi rimane, i boots che vi rimangono, li utilizzate per fare il viaggiatore, che vi danno centri di movimento e vi potete muovere nella mappa più agevolmente senza comprarsi in PTP. E poi dopo dipende, fare cuore di terrasche se volete resistere di più in combattimento, cioè dopo il resto è tutto situazionale a seconda della situazione, a seconda del game. Poi se volete vi farò una guida su come utilizzo io il Timbersaw, insomma, gli oggetti situazionali, in che situazioni farli e quant'altro. Ditemi voi, io sto a quello che mi chiedete. E basta, direi, possiamo andare con il gameplay, quindi buona visione e vi saluto già da adesso perché è finito il gameplay, dopo chiuderò il video. Il reclutamento del team del Piada è ancora attivo, adesso qui avrete il link sia di tutta la playlist che dell'arruolamento definitivo del team del Piada, e per cui niente, buona visione. Ciao a tutti piadaroli.
Some barracks are under attack. Finally, a pleasant surprise.